grazie a tutti, ma veramente tutti di cuore, perché venire da Cagliari, fare ora tarda, comunque vedere questi bambini, guarda, sono contentissimi, sono qua, non vedono l'ora di ritirare la loro medaglietta, la loro coppa, il loro premio, e tutto per ricordare Miki. A me inorgoglisce molto. Poi chi capisce che qualche cosa può anche non essere andata bene, ma è fatta è una giornataccia, non è solo oggi, perché portare la nazionale, portare un sacco di gente qui ci vuole lavoro, e ci stiamo lavorando da un sacco di tempo, quindi se qualcosa poi non è andata bene, pazienza, chiedo scusa, ma Miki applaude sempre e sorride sempre. Grazie Roberto, hai citato la nazionale, allora vado a chiamare Giacomo Terranova, capitano della nazionale italiana, ragazzi guariti dalla leucemia, la mitica. Com'è andata? È stato davvero meraviglioso. Prima di tutto faccio complimenti a Roby che ci mette il cuore, Roby e le persone che la aiutano. E per noi è stato bellissimo perché vedere un pubblico così numeroso è fantastico. La cosa più bella per il nostro gruppo è vedere tutti questi bambini correre in un campo, perché noi bambini di solito li vediamo distesi sul lettino e ci si dimentica spesso di quei poveri bambini che hanno bisogno di noi. Io faccio solamente i complimenti a tutti gli organizzatori, siamo onorati di essere stati qui e grazie di tutto, grazie davvero. Grazie invece a voi ovviamente per la presenza. Ragazzi, Sì, dicevano, noi l'avevamo già detto, i bambini, cioè parlare di donazione con i bambini non che non serve, però ci sono tante mamme, tanti papà giovani qui e finché avete 36 anni non pensiamo solo ai nostri figli, perché è una cosa che io sono guarito dall'84, qua ci sono ragazzi tutti guariti da leucemia, non pensiamo che a noi non può succedere, perché può succedere purtroppo, grattatevi le palle per carità, però può succedere a qualsiasi persona. E quando succede poi diciamo, e chi ci aiuta adesso? Aiutatevi prima noi stessi. Grazie davvero. E magari ci aiuta anche Dio. Grazie davvero. In assoluto mi sento tra l'altro di ricordare, ma l'abbiamo detto più volte anche durante la diretta, la donazione del midollo osseo non è quella del midollo spinale, è molto diversa, è un procedimento sicuro, non dico in degli hospital, ma quasi, perché in 2 giorni siamo nuovamente fuori. Andiamo avanti perché cala anche la temperatura, c'è l'umido. Iniziamo con i premi per tutti, categorie giovanili, esordienti e pulcini. Premieremo il secondo e primo posto, ma tutti avete partecipato. Allora, medaglie e targhe per le società che hanno partecipato, vado un po' a memoria, ma un po' anche ho preso nota. E allora, la partecipazione per la categoria pulcini.
appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Primo posto della settima edizione del Memorial Mickey Ibe, un calcio alla leucemia, proprio la formazione degli amici di Mickey. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't wanna overthink it, baby. It's just treat your body and mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. E adesso, poco prima del podio, sono sempre indispensabili, ma abbiamo anche la curiosità di capire dove nasce la passione di Roberto Iba, quindi premiamo con una targa nonno Franco e nonna Elena. Eccoli qua, buonasera e grazie. Signor Franco, Roberto sempre stato appassionato così di calcio? Da bambino Ma evidentemente una guida. io sono stato sempre però Roberto è stato sempre vicino a me da quando andavamo a predicarmi alla Sicura, al nuovo stadio di Santeria, è stato sempre vicino al calcio. Col vero spirito sportivo? Senza voce. Vero spirito sportivo? Complimenti, grazie, grazie. Allora, signor Franco, signorella nonno Franco e nonna Elena, targa ricordo da parte di Roberto Iba, il ricordo di questa bella, emozionante settima edizione del Memorial. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.